Nuova ordinanza della Regione: da lunedì riaprono parchi, divertimento, aree gioco nei giardini pubblici e zoo, ma per i centri estivi ci sarà da aspettare fino al 1° giugno. Il governatore Zaia: se nelle prossime settimane non ci saranno problemi sanitari, ipotizzo per la metà di giugno la fine completa del lockdown con la riapertura di tutte le attività. Movida selvaggia: nei centri del Veneto saranno intensificati i controlli, così il sottosegretario all'interno Variati, che con i colleghi Martella e Baretta è tornato a parlare di decreto rilancio e di elezioni. Gruppo di giovani di varie province del Veneto stipato a bordo di una piccola barca nel cuore della notte sul Canal Grande è stato fermato e multato dai carabinieri nell'ambito dei controlli anti-Covid. Veneti e trevigiani tornano in spiaggia. A Jesolo ci si prepara ad allestire il lungomare secondo le nuove regole: distanziamento, prenotazione obbligatoria, percorsi dedicati. Un cortocircuito la causa del violento incendio che ad Arcada ha devastato 4 auto parcheggiate all'esterno di un complesso residenziale. Messe di nuovo aperte ai fedeli, domani le celebrazioni più affollate, quelle domenicali. Parroci alla ricerca di spazi ampi, c'è chi sceglie il campo sportivo e chi prende in prestito l'area fiera. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana e bellunese dei nostri telegiornali. In apertura i dati del contagio con il secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda 0, 5 nuovi casi di contagio dalle 8 di questa mattina alle 17 del pomeriggio, 2 i decessi registrati, uno in azienda ospedaliera a Padova, l'altro nel Vicentino all'ospedale di Sant'Orso. Ma per commentare questi dati e non solo siamo in collegamento via Skype con il governatore del Veneto Luca Zaia. Buonasera governatore. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità. Grazie a lei per aver accettato l'invito. Governatore, se lei è d'accordo partirei proprio da una comunicazione di servizio, ovvero dalla nuova ordinanza che la Regione del Veneto ha diramato poche ore fa. Lunedì c'è un nuovo turno di aperture. Di che cosa si tratta? Guardi, io ho voluto firmare questa ordinanza che ha delle aperture per lunedì e delle aperture, diciamo, programmate dal 1° di giugno. È sostanzialmente dare una risposta, ad esempio, rispetto ai parchi, a tutto quello che sono le attrazioni turistiche, piuttosto che i parchi giochi per i bimbi nei parchi comunali. Anche qui però scrivendo e dicendo ai cittadini che non facciano l'assalto alle amministrazioni comunali se lunedì i giochi nei parchi non saranno aperti, visto e considerato che nell'ordinanza c'è scritto che i comuni devono avere, e deve essere comprensibile questo, il tempo poi per poter mettere in funzione e riaprire le strutture che sono chiuse da mesi. E poi tutta una serie di attività che abbiamo voluto regolamentare: la formazione, le guide turistiche, le guide montane e molto altro ancora. E ovviamente l'idea è quella che, se i dati ci confortano, i dati saranno buoni come quelli che abbiamo fino ad ora, entro il 15 giugno di avviare tutta l'apertura. Consideri che dal 1° di giugno noi consideriamo di aprire anche i centri estivi, quindi le strutture per i bimbi dai 0 ai ragazzi di 17 anni. Questa forse è la notizia, una delle notizie più attese dalle famiglie, perché sui centri estivi si è giocata una partita, la Regione del Veneto ha giocato la sua partita con il governo anche nel corso della conferenza Stato-Regioni di ieri sera, se non sbaglio. Beh sì, sai, noi abbiamo portato a casa questa ordinanza, per chi non lo sapesse, hai allegato anche tutte le linee guida, quindi si troveranno linee guida per le strutture ricettive piuttosto che per i centri estivi, che i parchi o molto altro ancora. Questo nella direzione della chiarezza. Voglio anche ricordare, ad esempio, ne approfitto della vostra ospitalità per ricordare che ad esempio è stato risolto anche il problema della mancanza di guanti nei negozi di abbigliamento, quindi è sufficiente l'igienizzazione delle mani col gel igienizzante, quindi sanificante, la soluzione idroalcolica che conosciamo tutti, quella che comunemente chiamiamo amuchina, ma è un nome commerciale, e quindi si possono evitare l'uso dei guanti nel momento in cui si vanno ovviamente a indossare i capi per eventuali acquisti. Anche perché, Presidente, sui guanti ci sono diverse scuole di pensiero anche autorevoli. Lei di che scuola fa parte? Faccio parte della scuola che dice che i guanti servono se te li cambi spesso, se non li cambi spesso sono più pericolosi delle mani.
nel senso che le mani nel momento in cui sono igienizzate e lavate, si mantiene un'igiene appropriata delle mani, sono sicuramente più vincenti e più tutelanti dei guanti, perché se una persona deve portare i guanti perché sennò prende la multa e si mette i guanti al mattino, li toglie la sera, voi capite che sono poco igienici quei guanti. Certo. Presidente, lunedì riaprono anche i parchi di divertimento, i parchi tematici che nel veronese sono importantissimi, muovono milioni di presenze e occupano migliaia di lavoratori. Riapriranno, lei ha sentito qualche operatore? No, non li ho sentiti. Io sono convinto che avranno la possibilità del lunedì di aprire, che non vuol dire che saranno aperti lunedì. Ma come accade spesso è bene magari fare un'autorizzazione precoce in maniera tale che poi si arrivi a pieno regime con tranquillità. Inutile dire come ha fatto con le spiagge, no? Qualcuno mi ha criticato perché ho aperto le spiagge alla volta di lunedì 18 e qualcuno dice ma non c'è nessuno che va in spiaggia, però nel frattempo i nostri operatori si sono organizzati, hanno fatto in modo che queste spiagge siano assolutamente messe a norma e messe soprattutto in linea con le linee guida che noi abbiamo emanato. Ecco, lei Presidente parla giustamente di spiagge, oggi siamo stati proprio a Jesolo sul litorale, abbiamo visto che c'è un po' di gente, comincia a vedersi qualche turista, proprio il turismo è, lo abbiamo detto 1 milione di volte, lei lo ha ribadito, la prima industria del Veneto, il Veneto che è la prima regione d'Italia. Che sensazioni ha per questo comparto? Che estate sarà? Intanto la sensazione è un comparto in difficoltà che ha perso tutta la parte importante dell'anno, che è quella della primavera, o meglio della fine dell'inverno, dell'inizio della primavera per le prenotazioni. È un comparto che vale circa 18 miliardi di euro di fatturato in Veneto, è un comparto che perde dei 60.000 posti di lavoro che si perdono in Veneto, almeno 35.000 sono posti di lavoro che perde il comparto turistico, però io sono ancora fiducioso, nel senso che l'obiettivo sarebbe quello di recuperare buona parte, ma qualora ce la facessimo di giugno, sicuramente fare luglio bene, agosto bene e magari chiudere bene col settembre. Diciamo che questo potrebbe essere già un bel risultato. Presidente. Gli operatori sono eccezionali, stanno preparando tutto al meglio, penso alle spiagge, ma penso alla montagna, al lago di Garda, alle terme, insomma c'è tutta una miriade di attività che sono pronte per ricevere gli ospiti. Certo, e salvare una stagione che era partita con un piede assolutamente, è partita con il piede sbagliato, ma fino a 3-4 settimane fa le prospettive erano ancora più nere. Beh, certo, se lei pensa che noi avevamo visto il fondo del barile alla volta di marzo, fine marzo, e il lockdown che comunque non faceva presagire nulla di buono, ma abbiamo avuto, se mi permette, non dico la fortuna perché è un brutto termine, ma siamo stati in buona compagnia, nel senso che quantomeno abbiamo scongiurato di essere gli unici al mondo ad avere questa infezione di coronavirus e quindi di fatto diventare la one d'Europa, del mondo occidentale. Poi abbiamo capito che questa invece è una pandemia che ha toccato paesi vicini a noi come l'Austria, la Germania, la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna, che vive ancora grossissime difficoltà. Nonostante, e poi sì, prego. gli Stati Uniti, non dimentichiamoci gli Stati Uniti perché sono comunque una realtà che ha avuto un sacco di morti. Nonostante questo, Governatore, lei dice bene, è una pandemia e quindi tutti ci siamo dentro fino al collo, però nelle scorse ore abbiamo assistito al rafforzamento della polizia slovena sul confine italo-sloveno, l'Austria ha un atteggiamento comunque negativo nei confronti dell'Italia, c'è stata anche una polemica oggi tra il presidente della provincia autonoma di Bolzano Kompachner e il cancelliere austriaco Kurz. C'è una guerra turistica sui flussi turistici in atto fra paesi europei. I turisti tedeschi, per dirle in altre parole, fanno gola a tanti? Questo sì, però sono i primi ospiti, sono di casa in Veneto, rappresentano il primo turista straniero perché rappresentano oltre il 22% del turismo del Veneto, noi facciamo circa 70 milioni di presenze, fanno parte della famiglia, sono dei familiari per i veneti, sono degli ospiti che vengono qui da una vita, c'è un rinnovo di generazioni che continua a venire in Veneto, i tedeschi e gli austriaci amano il Veneto
io non credo che sia semplicemente sufficiente parlare di un corridoio sulla Croazia. Certo, la Croazia ha una buona offerta turistica, intercetta molte realtà, però è pur vero che noi dobbiamo anche comunicare che qui da noi la vacanza è sicura anche dal punto di vista sanitario, perché abbiamo una sanità che è la numero uno a livello internazionale. Ecco, chi può comunicare più efficacemente questo messaggio? La Regione del Veneto, il governo italiano, la Farnesina? Chi deve fare questa opera di convincimento e di comunicazione? Ma noi facciamo la nostra attività di promozione, non basta ma aiuta. Dall'altro ci vuole il Ministero degli Esteri che prende in mano la situazione ed ci eviti gli imbarazzi di vedere tutti i giorni sui giornali notizie di corridoi turistici che si creano con la Germania, con l'Austria, con la Croazia, come ho detto prima. Diciamo che questo non aiuta, però insomma ci vuole una politica estera che sia di livello. E quindi la politica estera italiana in questo periodo com'è stata? Ma insomma lo vedete, è sotto gli occhi di tutti, non mi sembra che stiamo primeggiando, ma guardi, non è un attacco politico, dico in questo momento di certo non siamo i primi della fila, siamo il fanalino di coda e i risultati si vedono, insomma penso che sia evidente a tutti che i dati sui corridoi, sui dibattiti che si fanno in Europa ci vedono letteralmente tagliati fuori e puntualmente tagliati fuori. Presidente, 28 anni dalla strage di Capaci, se ne sta parlando tanto, giustamente. Il Capo dello Stato ha lanciato un accorato appello ai giovani, ma contemporaneamente causa crisi economica da Covid-19, il rischio di infiltrazioni mafiose anche nel tessuto economico-produttivo del nord-est è serio, è concreto. Le prefetture hanno alzato il livello di guardia, lei che cosa si sente di dire? Ma intanto non bisogna dimenticare che aveva onorato la memoria di Giovanni Falcone, della sua compagna, della scorta, e per il sacrificio di vite umane che c'è stato. E perché non sia vano il loro lavoro e bisogna continuare a seguire la via indicata. Non bisogna mai abbassare la guardia, perché vediamo anche dalla bella operazione della Procura di Venezia che di notizie dalla direzione distrettuale antimafia vediamo che ci sono ovviamente notizie sempre di infiltrazioni. Non bisogna abbassare la guardia e incentivare tutto quello che è la legalità nei cantieri pubblici, la legalità nell'economia, perché un'economia drogata da infiltrazioni è un'economia che non è reale, è un'economia poi che mette sul lastrico molte persone. Presidente, la giornata di oggi è iniziata con una polemica al Fulmicotone fra pezzi da 90 della sanità veneta. Ad accendere la miccia questa mattina è stato il professor Andrea Crisanti, che in questi mesi abbiamo apprezzato anche per la sua pacatezza. Se la dottoressa Russo aveva un piano sui tamponi, deve spiegare perché l'8 febbraio il suo ufficio mi ha intimato di non fare più i tamponi a chi tornava dalla Cina. Insomma, sono volate accuse reciproche. In questo servizio della redazione di Venezia facciamo il punto di questo botta e risposta. Sempre fatti promotori della necessità di fare più tamponi, perché fare più tamponi significa impedire che più persone si infettano e, come abbiamo detto, è lo strumento fondamentale per vincere questa epidemia. Per quanto riguarda il contagio zero, il professor Crisanti io credo che abbia fatto questo tipo di affermazione sulla base dei dati che abbiamo pubblicato ieri pomeriggio. Ha visto che ieri dalla mattina al pomeriggio non avevamo più nessun tampone positivo e quindi ha detto insomma contagi zero, ma probabilmente voleva dire siamo in discesa, perché così è. C'è Maretta in casa tra i virologi veneti, al centro del contendere il famoso modello veneto con lo screening a tappeto dei tamponi per tutti, andando contro le disposizioni dell'OMS, lo ricorderete, deciso a fine febbraio scorso, quando si ebbe la prima vittima in Italia da Covid-19, in quel di Vo Euganeo. Qui prodest, viene da dire, e in effetti la cosa sorprende anche il governatore Zaia. Con il suo proverbiale aplomb, ecco come dirime la questione della unità di crisi. Io non ci trovo nulla da far polemica, mi spiace e sarà mio ruolo rimettere insieme
i coach anche di questa ulteriore polemica, però direi che non ci vogliono polemiche, non servono a nulla le polemiche. Quindi con grande eleganza prende la parola lei, la Russo, ribadendo come nella differenza prevalga l'unità. È il nostro modo di operare, quello della mia direzione, quello di mettere insieme tutto quello che noi facciamo, in modo da renderlo sempre disponibile e trasparente. Nell'emozione di tanta concitazione trapela anche il suo accento siciliano, concludendo come nel conflitto delle parole una su tutte regni sovrana. Però è mio modo di operare, e su questo non transigo, il fatto che io dico la verità. La verità sulla base delle cose di cui dispongo. Ecco, questo lo voglio chiarire assolutamente. È una disputa, in tanti la stanno chiamando la guerra dei tamponi, Presidente. Come mai questa tensione fra pezzi da 90? Il modello Veneto non si discute, ma come si spiega questa escalation delle ultime 24 ore, di fatto 48, da quando è stato annunciato il contagio zero da parte del professor Crisanti? Guardi, perché ho messo insieme tanti fuori classe e se avessi degli asini non ci sarebbero questi problemi, no? Però invece ho di puro sangue e la dimostrazione è che tutti scalpitano per fare, per dire, e è la squadra che ho messo in piedi. Dopodiché bisogna anche mettere ordine, perché io sono il capo di questa squadra e l'ordine è presto detto. Il professor Crisanti è arrivato dalla Gran Bretagna con un curriculum strepitoso, è una colonna portante della sanità del Veneto. A lui è stato affidato, però diciamolo, il più famoso e più grande laboratorio di microbiologia d'Italia, che non ha realizzato il professor Crisanti, ma che esisteva già e che ha un sacco di professionisti, di scienziati, di professori universitari, di operatori che conoscono benissimo quel laboratorio. E quindi al professor Crisanti è stata affidata tutta l'analisi di laboratorio del tampone, cioè di fare l'analisi e dire se il tampone è positivo o negativo, di stabilire le procedure di analisi, di stabilire le modalità. Tant'è vero che il professor Crisanti mi ha detto serve una macchina, mi ha comprato una macchina, però vorrei ricordare che per 1 mese e mezzo prima che arrivasse quella macchina il laboratorio ha lavorato e ha fatto analisi di tamponi. Invece la dottoressa Russo non si occupa dell'analisi del tampone in laboratorio, ma è il capo del Dipartimento della Prevenzione, cioè fa i piani di prevenzione e di sanità pubblica sul territorio. Cioè colei che dice se arriva il virus, lei ha fatto i piani per la West Nile, ha fatto i piani per la viaria, ha fatto i piani per un sacco di attività, e per il coronavirus dice se arriva il virus si dovrà fare questo, convocare la task force, fare in modo di decidere la pianificazione, fare subito i tamponi asintomatici, isolare coloro che vanno isolati in isolamento fiduciario e metterli in quarantena. Ecco, questo è il mestiere della Francesca Russo. Penso che il problema quale sia? Che a volte, può essere che qualcuno dichiari considerazioni sull'attività dell'altro e viceversa, ma insomma, senta, sono dei fuori classe e dobbiamo anche gestire i fuori classe. Quindi ribadisce la sua stima per entrambi e il suo appoggio. Ma non si discute, però voglio dire una roba, l'ho detto oggi in diretta a tutti e due, che sia chiaro che i tamponi a voi li ho fatti io, non li ha fatti né Crisanti neanche la dottoressa Russo, questo deve essere chiaro a tutti. E allora, visto che io non parlo mai, ma che sia chiaro che i tamponi a voi ho deciso io di farli, perché fra l'altro il professor Crisanti l'ho conosciuto dopo una decina di giorni, io non sapevo neanche, cioè non lo conoscevo, per cui i famosi 3.000 tamponi li ho fatti io. Il professore mi ha chiamato prima della fine della quarantena, si è presentato e mi ha detto guardi, lei ha fatto una bella operazione con i primi 3.000 tamponi, mi finanzia altri 3.000 tamponi alla fine della quarantena. E gli abbiamo finanziato con 150.000 euro altri 3.000 tamponi. Questa è la vera storia. Tra l'altro, Presidente, mentre lei stava dicendo questo, mi sono passate per la testa 2 immagini relative al venerdì 21 febbraio, quindi parliamo di 3 mesi fa ormai. Lei era qui ad Antenna 3 quel pomeriggio, stava registrando una trasmissione, erano presenti il nostro direttore Bacciali, il vice direttore Avarino, Nicola Zanetti, eravamo qui sostanzialmente a svolgere il nostro lavoro quando l'ha raggiunta quella telefonata. Lei in quel momento erano circa le 4:30, le 5 del pomeriggio, ha preso la macchina ed è andato verso Padova, dove era stata istituita la prima unità di crisi
Ecco, come ricorda come qui? previsto dal piano della dottoressa Russo, tanto è vero che voi prima avete fatto vedere un'immagine della dottoressa Russo con dietro scritto UL6, era esattamente l'intervista che la dottoressa ha fatto all'uscita dell'unità di crisi, perché il piano prevedeva la convocazione dell'unità di crisi. Quell'immagine lì è proprio di quella sera, dal 21 febbraio a Padova. Com'è cambiato il mondo, il suo mondo anche, da quel 21 febbraio, da 3 mesi a questa parte? Ma guardi, io sono lì ormai da 92 giorni, tutti i giorni Pasqua, Pasquetta, 1 maggio, 25 aprile compresi. Penso che quando il gioco si fa duro il capo deve restare sul campo di battaglia, quindi finché non sarà finita sta vicenda è giusto che sia lì a controllare. Poi che ci sia qualche tensione ci sta, insomma sono 90 giorni, però mi interessa dire insomma, che la squadra è una squadra che ha performato bene, ha lavorato bene e questo è positivo. Cambia il mondo, è cambiato il mondo perché pensi, lei mi sta facendo un'intervista via Skype, io 3 mesi fa mai nessuno avrebbe accettato, né lei né io, di fare un'intervista via Skype. È diventata normalità, molto probabilmente anche ci stressiamo di meno, no? Ci risparmiamo il viaggio, ci risparmiamo meno costi, eccetera. Dovremo cambiare anche modalità di relazione, torneremo come prima, ma magari alcune cose che ci rimangono sono quelle, ad esempio, dell'utilizzo delle nuove tecnologie e questo assolutamente ci aiuterà a vivere anche meglio. Modello Veneto, nessuno lo discute e i numeri parlano da soli. Però parlano anche i numeri che arrivano dalla Lombardia. In Lombardia oggi 441 contagiati in più rispetto a ieri, questo su un totale di 669 nuovi casi a livello nazionale. C'è un modello Veneto ed è incontrovertibile, c'è anche quello che sta succedendo in Lombardia. Le chiedo molto bruscamente, lei se la sente di aprire il confine con la Lombardia? Oh, guarda, i confini si aprono in base agli indicatori sanitari, anche qui c'è chi è deputato a valutare questo, che è la dottoressa Russo. Cioè vorrei ricordare che il modello Veneto non è il modello di Crisanti, della Russo, di Zaia, del professor Vianello, della dottoressa Catelan, della professoressa Tacconelli, è il modello di tutti noi, quindi non ci deve essere nessuno che si accredita al risultato come il salvatore della patria o la salvatrice della patria. Glielo dico perché questo modello che funziona perché abbiamo messo a disposizione dei nostri super professionisti una sanità che abbiamo riformato in questi 10 anni, perché a questo punto parlo io, abbiamo fatto una riforma della sanità e tutti i nostri professionisti hanno trovato un substrato ideale. Cioè mai nessuno dice che noi, quando il virus ancora non era arrivato, ma sapevamo le notizie di Wuhan, già facevamo le riunioni i primi di gennaio, perché questo non lo dice né la dottoressa Russo, non lo dice neanche il professor Crisanti, facevamo le riunioni per il riassetto delle terapie intensive in via prudenziale, per essere pronti a ricevere eventuali malati. Facevamo riunioni della task force regionale per cominciare a ragionare di virus. Non c'era mica scritto che arrivava il virus, anzi, guardi, abbiamo sentito tutti dire da illustri professori e scienziati in TV che qui in Italia non sarebbe mai arrivato, eppure è arrivato. E poi hanno sentito tutti i scienziati dire che la mascherina la dovevano portare solo i pazienti sintomatici, eppure non è così perché la devono portare tutti. Allora guardi, io direi è fondamentale dire che c'è stato un grande lavoro di squadra, me lo lasci dire, scusi se mi sono dilungato, però è fondamentale perché ho l'obbligo di difendere il lavoro di tutti. Assolutamente. Presidente, se ha ancora qualche minuto posso mostrarle un servizio che fa il punto delle dichiarazioni odierne dei 3 sottosegretari veneti, quindi sentiamo la voce del governo su alcuni temi che lei ben conosce. Stretta sulla movida selvaggia, poi magari ne parliamo, facciamo anche un appello ai giovani che si apprestano a vivere il weekend, elezioni regionali e poi anche quel giallo dei 200 milioni di euro per le zone rosse, poi spariti in un attimo, con una pallida manina che non si è ancora capito chi sia stato. Sentiamo i 3 sottosegretari. Annuncio che a partire da questo fine settimana i controlli saranno soprattutto sulla socialità delle nostre città e a questo punto abbiamo deciso di non fare più sconti a nessuno.
Linea dura del Viminale nei confronti della movida selvaggia. Dopo una settimana scandita troppo spesso da spritz in spregio alle norme anti-Covid, già in queste ore si stanno intensificando i controlli delle forze di polizia. Se dovessero riprendere focolai di infezione, è chiaro che se si dovesse tornare dentro la buca, e cioè dentro il buco, e cioè dover richiudere attività, sarebbe il disastro dal punto di vista economico. Per cui bisogna essere molto rigidi. Questo sul fronte dell'ordine pubblico. C'è poi la questione economica con il decreto rilancio. Molte di quelle risorse arriveranno a nord-est. Questo decreto che abbiamo approvato di 55 miliardi distribuisce nella regione Veneto quasi 5 miliardi di risorse nei vari campi di intervento. Quindi credo che sia il momento di mettere uno stop alle polemiche, ai conflitti istituzionali. E tra i conflitti istituzionali che dovrebbero rientrare, assicura Martella, c'è quello causato dal taglio ai contributi per i comuni ricompresi a loro tempo in zona rossa. Ci sarà un provvedimento apposito, l'impegno sembra invece non rientrare. Il muro contro muro sulla data delle elezioni, il governo conferma a settembre, magari un election day. Al di là di ciò che dicono i governatori uscenti, compreso il nostro, è giusto che ci sia un confronto, la possibilità di un confronto, di idee, di candidature. Questa è la democrazia. Sulle misure per le imprese, una delle principali riguarda i prestiti. Il limite viene portato a 30.000 euro e in secondo luogo, che è la cosa più importante e più richiesta in queste settimane, il rientro di questo prestito non è più in 6 anni ma è in 10 anni. Altro nodo, il mondo alberghiero. Per gli alberghi e per le terme, che nel nostro territorio anche le terme sono importanti, come sappiamo, tutta la zona di Abano, non ci sarà nessuna imposta sostitutiva sui beni rivalutati. Presidente, questa è la posizione del governo su diversi temi. Mi pare evidente che sulle elezioni, sulla data delle elezioni, le posizioni restino su posizioni diametralmente opposte. Allora, ci sono 6 governatori che devono andare al voto. Ce n'è uno della Lega che sono io, ce n'è uno del centrodestra che è Totti, ce ne sono ben 4 del centro-sinistra che fa 6, cioè Campania, Toscana, Puglia e Marche, e tutti dicono bisogna andare subito a votare. Allora, la Corea dopo il coronavirus ha votato ad aprile, la Francia che ha avuto il coronavirus vota a giugno, noi chiediamo di poter votare a fine luglio con la possibilità di avere da qui a fine luglio 2 mesi davanti. Niente da fare, vogliono votare il più tardi possibile, dicano che avevano tentato anche di votare a novembre e grazie alla nostra protesta hanno dovuto anticipare a settembre. Noi continuiamo a dire che ci sembra democratico e rispettoso dei cittadini far andare a votare subito i cittadini. Avete fatto voi un sondaggio, 17.000 telefonate se non sbaglio, il 95% dei veneti vuole andare a votare subito, ma a me sembra ragionevole. Scusi, prendiamone atto. Hanno detto che non c'è democrazia, ma scusate, 2 mesi da qui alle elezioni non basta un candidato per presentarsi e dire la sua, tanto la sua sarà sempre a parlare male di me, non è che hanno tante alternative, perché ormai i programmi sono parlare male di Zaia. Prendiamone atto, vabbè, ormai sono abituato, sono come San Sebastiano, e rendetevi solo conto che le stesse persone sono quelle che hanno detto che bisogna togliere la sanità al Veneto perché abbiamo gestito male il coronavirus, siamo a questi livelli qua. Per quanto riguarda il tema dei 55 miliardi, è stato detto che arriveranno 5 miliardi in Veneto, cioè non è che dobbiamo anche buttarci per terra e dire fare le genuflessioni per ringraziare. Voglio ricordare che ogni anno noi mandiamo 15 miliardi di tasse a Roma, se qualcuno si fosse perso per strada, e non è una questione da rompiballe perché il Presidente della Regione del Veneto, visto un decreto con 200 miliardi per le zone rosse martoriate dal coronavirus, e visto che mettono in Gazzetta Ufficiale una legge e dopo la modificano con un comunicato, a me sembra legittimo che il Presidente della Regione del Veneto, visto che il Veneto era sparito dalla possibilità di avere i 200 miliardi, ho detto guardate, o cambiate la legge o io vado in tribunale, vi porto in tribunale.
sono talmente convinti di quello che hanno fatto che nel giro di 24 ore hanno detto che sistemano tutto. Allora io direi evitiamo almeno di andare a fare le sceneggiate a dire che è una roba da poco. La roba da poco con 200 miliardi di mezzo non c'è, e quindi io sono qua a difendere i veneti, non sono qua a divertirmi a rompere le palle a qualcuno. Dico che sono qua a difendere i veneti. Chiunque al posto mio avrebbe fatto così. Presidente. Ultima roba, sugli assembramenti ben vengano i controlli, anche perché bisogna assolutamente fare in modo che i cittadini capiscano che è fondamentale, perché ci giochiamo il futuro in questi 10 giorni, 2 settimane. Lei ha evocato la figura di San Sebastiano, però un San Sebastiano con il 90% di gradimento. Questo dicono anche gli ultimi sondaggi, un ultimo sondaggio in particolare pubblicato dal Gazzettino. Che responsabilità c'è nel sostenere sondaggi di questo tipo, e soprattutto ci sono i margini per una campagna elettorale? Guarda, i margini ci sono per legge, nel senso che la campagna elettorale dura 30 giorni e non mi risulta che siano stati tutti a letto ad aspettare la convocazione delle urne. Io ho visto chi ha dichiarato in pieno coronavirus, con la gente che moriva, ha dichiarato addirittura che noi avevamo dimezzato le terapie intensive, che è una balla allucinante. Ho visto altre persone che hanno dichiarato delle bestialità da paura. Ho visto altre persone che hanno fatto atti di sciacallaggio sulle attività che abbiamo fatto, dichiarando cose non vere con i morti di mezzo. Però guardi, io ne prendo atto, mi fa piacere che ci sia questo calore da parte dei cittadini, è una grande responsabilità, non faccio il martire, dico solo che mi sembra che qui in questo mondo sia un problema lavorare, cioè nel senso che se tu lavori, la gente ti apprezza, sei un problema. Sarà meglio stare seduti sul divano tutto il giorno a guardare la TV e presentarsi ogni 5 anni come candidato e chiedere ai veneti di votare. Cioè, a me sembra assurda questa storia. Comunque guardi, i veneti sono persone per bene, vedranno tutti i candidati, poi decideranno quello che gli piacerà di più. Cosa vuole che le dica? Cioè, io sentire gente che dice che non ha modo di fare la campagna elettorale mi viene da ridere, sinceramente. Governatore, è sabato sera, adesso la libero perché ho abusato parecchio della sua pazienza. No, grazie a voi. Allora, è sabato sera, sono le 8, è il primo sabato free per molti giovani. Lei in questi mesi ha sottolineato più volte il ruolo dei giovani, la loro responsabilità, il loro grado di giudizio, però in questa settimana sono circolate tante foto, tanti video che parlano di scene di assembramento. Oggi ci sono state prese di posizione forti anche da parte del sindaco di Verona Sboarina. Cosa si sente di dire a questi giovani, e non solo giovani, che si apprestano a vivere finalmente un weekend libero? Di non abbassare la guardia, che in Corea c'è stata una reinfezione e questo giro non ha interessato più i nonni ma ha interessato i nipoti, nel senso che sono finiti in ospedale in terapia intensiva i giovani. Di non dare per scontato che tutto andrà bene, perché io capisco che andrà tutto bene, ma noi abbiamo 1850 morti al momento, abbiamo avuto oltre 4000 persone ricoverate e insomma la partita è stata una partita difficile, quindi invito i ragazzi veramente a fare questo sacrificio. Se lo facciamo tutti assieme dal 1° giugno vedremo di togliere anche la mascherina, ma io devo attendere il 1° giugno per vedere i dati, anche perché voglio ricordare che il Veneto ha aperto tutto rispetto alle altre regioni. C'è qualcuno che si lamenta della mascherina, ma è inutile che io ti dico di non portare la mascherina tutto il giorno quando esci di casa e non apro nulla. Sono tutti capaci di far così. Noi abbiamo fatto la scelta diversa, aprire tutto puntando sulla responsabilità dei cittadini. Presidente, la ringrazio, buona serata e buon lavoro. Arrivederci. Grazie. Grazie a Luca Zaia, governatore del Veneto. Noi andiamo avanti ovviamente con il nostro telegiornale e parliamo proprio di controlli, quelli che si sono effettuati ieri sera a Treviso. Fino alle 10:30, 11 la situazione è stata assolutamente regolare, alcune situazioni di criticità dalle 23 a mezzanotte, ma grazie alla presenza di tutte le forze dell'ordine fortunatamente ogni situazione è stata tenuta sotto controllo. Tanti controlli, pochi assembramenti per evitare scene come quelle di lunedì scorso. Sembra questa l'equazione per garantire il rispetto delle regole di sera a Treviso.
E ieri erano davvero tante le pattuglie dei carabinieri, le volanti della questura e gli agenti della polizia municipale a sorvegliare, richiamare, talvolta a redarguire chi stava troppo vicino, chi non usava adeguatamente la mascherina o semplicemente partecipava a qualche ammassamento in attesa di avere un posto a sedere in uno dei tanti locali aperti dal lunedì scorso. Un dato per tutti, le volanti hanno controllato 60 locali e oltre un'ottantina di avventori, mentre gli agenti della municipale seguivano il flusso, soprattutto di giovani che passavano da un locale all'altro. Non ci sono stati punti fissi critici, c'è stata sicuramente molta gente che ha preferito uscire sul tardi, quindi dopo le 23, però ripeto, la situazione tutto sommato è stata tenuta sotto controllo. Questo anche grazie ai locali che hanno predisposto del personale alla gestione delle attese. Collaborazione che noi abbiamo avuto da questi esercenti, quindi gli steward hanno sicuramente collaborato affinché gli avventori non fossero vicini, quindi la presenza degli steward sicuramente è un fatto estremamente positivo. Il risultato più evidente è l'assenza di multe arrivata la sera successiva ai 3 ragazzi sanzionati di 400 euro a testa per assembramento in pescheria. Sanzioni non le abbiamo messe perché non c'erano gli estremi per elevarle. Naturalmente la presenza preventiva di molti agenti, la presenza degli steward ha aiutato a tenere la situazione sotto controllo. La raccomandazione è di replicare quella che è stata il rispetto delle regole in tutti questi giorni. Manteniamo le distanze, rispettiamo le regole e il divertimento può avvenire, ripeto, in sicurezza. Questo a Treviso, ma vediamo adesso quello che è successo a Venezia sul Canal Grande. C'erano anche dei trevigiani coinvolti. Erano in 14 a bordo di una piccola barca che attorno all'1 di notte navigava all'altezza di Rio Novo, un passaggio che non è sfuggito al nucleo natanti dei carabinieri in servizio per il rispetto delle normative anti-Covid a Venezia. A bordo c'erano giovani attorno ai 30 anni provenienti da Venezia, Padova e Treviso, che dopo aver trascorso la serata in diversi locali stavano probabilmente effettuando un ultimo tour sul Canal Grande per poi rientrare in una struttura ricettiva del centro città gestita dal conduttore dell'imbarcazione, dove avrebbero trascorso la notte. Ai giovani è stato quindi contestato il mancato rispetto della distanza di sicurezza e il non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Primo sabato libero, dicevamo poco fa anche con il governatore Zaia, tanti trevigiani che hanno raggiunto Jesolo. È la prima volta che veniamo dall'anno scorso, praticamente abbiamo una casa qua, ma una spiaggia così bella è impossibile resistere, quindi... Anche perché dentro casa 2 mesi non è stato molto facile, quindi finalmente possiamo goderci un po' il sole. Ombrelloni e lettini saranno posizionati dal prossimo weekend, ma intanto la spiaggia di Jesolo comincia a popolarsi. Arrivi esclusivamente dal Veneto, pendolari del fine settimana che per il momento possono godersi metri e metri di spazio, lontano da ogni rischio di affollamento. Perché se lo rispettiamo tutti riusciamo a godere anche tutti della spiaggia, altrimenti rischiamo di perderla nuovamente. Adesso è facile, dopo vedremo quando c'è tanta gente. Tanta gente, ovvero la speranza degli stabilimenti balneari che si stanno attrezzando, cartelloni, messaggi sonori a ripetizione e steward per garantire accessi ordinati e rispetto delle distanze. Una cosa è certa, andare al mare non sarà più come prima e sarà fondamentale prenotare il posto in spiaggia anche attraverso un'app. Ogni stabilimento prevederà dei posti contingentati, cioè innumerare le persone all'interno, non ci sarà un afflusso e un accesso indiscriminato, prenotare per tempo il posto spiaggia, sia esso in zona libera sia esso in zona commerciale, però arrivare a Jesolo già con una prenotazione scritta. Le spiagge libere rimarranno tali solo per il portafoglio, ma controllate per accessi, distanze e balneazione. Di piantumarle con dei paletti da ombrellone e quindi il paletto da ombrellone messo a 10 metri di distanza, cioè in 3,5 metri, 4 metri uno dall'altro, creeranno la zona prevista dei 10 metri quadri. 10 metri quadri per ogni ombrellone, 12 in alcuni casi, ma non è sufficiente, occorre organizzare anche gli spostamenti. Inevitabilmente ci sarà un avvicinamento con le altre piazzole. Noi stiamo studiando anche delle situazioni in cui si creino dei corridoi all'interno dello stabilimento in cui ci sia un accesso tranquillo, sereno e rispettoso di quelle che sono le indicazioni. Almeno per quest'estate, sole e relax saranno quindi il risultato di una complicata equazione geometrica e logistica. Per gli operatori turistici invece vincere equivale a contenere le perdite. 30-40% riusciremo a misurare la diminuzione di afflusso turistico.
Senz'altro è una stagione anomala, è una stagione diversa dalle altre, siamo all'anno zero. Il telegiornale prosegue dopo la pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per andare insieme a Conegliano, dove i commercianti chiedono misure urgenti all'amministrazione comunale. Allora Fabio, ti consegno le chiavi di tutti i È passato quasi un mese da questa consegna delle chiavi del commercio al sindaco di Conegliano. Da quel giorno i negozi hanno riaperto, il traffico è tornato con gli inevitabili incidenti, ma la normalità è ancora lontana, e non solo per la presenza delle mascherine e delle distanze, ma soprattutto per la crisi economica. Quello che è stato mangiato, diciamo, che non è stato incassato precedentemente, ovviamente non tornerà. Cosa vi aspettate dall'amministrazione comunale in questo momento di difficoltà? Ma diciamo che speriamo che ci aiuti nel ricreare un'attrattiva per il comune, per i negozianti, riportare la gente a camminare in centro e non favorire tanto i centri commerciali come è stato fatto nel passato. La gente ha ancora tanta paura e poi se le casse integrazioni non arrivano la gente purtroppo non ha denaro. All'amministrazione comunale chiediamo giustamente che ci diano ancora un aiuto per poter abbassare un attimino gli affitti. Un buon incentivo secondo me può essere il parcheggio gratis, quello sicuramente, perché appunto la gente magari proprio in questo momento di crisi avere la possibilità di poter parcheggiare gratis è già un bel punto di forza. Dal comune sono 2 i provvedimenti che prenderanno il via già dalla prossima settimana. Siamo andati a fare una variazione di bilancio giovedì in Consiglio Comunale urgente proprio per questo. Abbiamo messo 300.000 euro a disposizione per la fase 2 post-Covid, proprio per commercio, famiglie e tutte le situazioni che ne hanno bisogno. Poi c'è il tema invece dei locali che con le attuali normative non riescono ad avere abbastanza coperti, quindi non tornano più i conti. Cosa fate qui a Conegliano? Anche per questo siamo andati in delibera di giunta giovedì e abbiamo approvato una linea guida che prevede che non ci sia più tutta la burocrazia di prima, sburocratizzazione completa e in qualche giorno plateatici approvati. Ecco, ma ci saranno più plateatici e dove? Ci sarà un ampliamento di tutti coloro che hanno richiesto, con dimensioni e forme che hanno richiesto, e per chi non lo aveva e lo ha chiesto, anche qui plateatici nuovi. E in tema locali, dal sindaco il monito per la movida del fine settimana. Non approveremo nessun comportamento fuori norma, siamo pronti a chiudere i locali che si comportano male, anche perché chi si comporta bene ha diritto di lavorare, e non vorremmo rovinare tutto ciò che abbiamo fatto in questi mesi con il lockdown solo per colpa di qualche imbecille che purtroppo si diverte in maniera che oggi non è consentita. Tra i primi comuni in Veneto, San Zenone degli Ezzelini ha deciso di prorogare la scadenza per il versamento dell'acconto IMU 2020, obiettivo dare un sostegno ai contribuenti messi in difficoltà dalle emergenze economiche, intervenendo con il posticipo di un mese dal 16 giugno al 16 luglio del versamento dell'imposta solo per la quota comunale, senza il pagamento di sanzioni e interessi. I fabbricati di categoria D2, vale a dire gli alberghi, beneficiano della sospensione dei termini di versamento come stabilito dal decreto rilancio. Ad Arcade adesso per un rogo, queste le immagini. 3 auto completamente distrutte, una quarta gravemente danneggiata, fiamme nella notte in via Corazzin ad Arcade, nel parcheggio esterno di un complesso residenziale in cui vivono 29 famiglie. Le immagini sono eloquenti, secondo i vigili del fuoco, intervenuti di lì a pochi minuti, non si sarebbe trattato di un episodio doloso ma di un fatto accidentale. A provocare l'incendio un cortocircuito partito da una delle vetture, la Volvo, incendio che si è velocemente esteso alle altre auto intorno, 4 complessivamente quelle danneggiate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della compagnia di Montebelluna, che hanno raccolto informazioni dal proprietario della macchina da cui si sarebbe innescato il rogo. Ha confermato di aver avuto nei giorni precedenti dei problemi alla batteria dell'auto, elemento che avvalorerebbe la tesi del cortocircuito. La zona, vicina alle scuole elementari, è anche sorvegliata da 2 telecamere comunali che non avrebbero però registrato nessun movimento sospetto.
Anche Treviso ha risposto all'appello lanciato da Maria Falcone in ricordo della strage di Capaci avvenuta il 23 maggio del 1992 alle 17:57, ora dell'attentato in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Il presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli, il vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi hanno osservato un minuto di silenzio davanti al lenzuolo bianco disteso davanti all'entrata del municipio di Ca Sugana. 7 nuovi agenti in prova e uno già appartenente alla questura sono stati destinati a Treviso in base al piano di potenziamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Si tratta di agenti prevalentemente assegnati al controllo del territorio della questura e del commissariato di Conegliano. In questura è inoltre entrato in servizio il commissario Manuel Pirone, nuovo funzionario che dopo un periodo di tirocinio sarà assegnato alla dirigenza dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La cronaca ci porta a San Zenone degli Ezzelini, protagonista una giovane bassanese che è stata arrestata. È stata quella ripartenza sospetta dell'auto, ferma a bordo strada a insospettire i carabinieri della stazione di Asolo. Tutto è avvenuto nella serata di ieri a San Zenone degli Ezzelini, precisamente in via San Martino, quando gli uomini dell'Arma hanno scorto una 24enne di Bassano a bordo della propria auto che ha fatto ripartire in tutta velocità alla vista dei carabinieri. Il veicolo è stato quindi fermato, sottoposto a un'accurata perquisizione che ha permesso di rinvenire all'interno del bagaglio una busta in cellophane contenente 2 kg, 220 grammi di marijuana essiccata posta a sequestro. Arresti domiciliari per la donna in flagranza di reato di detenzione di sostanza stupefacente. Domani, prima domenica di celebrazioni religiose aperte ai fedeli. Il timore è per gli spazi ridotti dalle norme anticontagio. Per questo a Treviso c'è chi celebrerà su un campo da calcio, mentre a Santa Lucia di Piave il sindaco, dopo essere uscito amareggiato da una messa, ha messo a disposizione del parroco tutti gli spazi della fiera. Ieri sono andato a messa, veramente vedere una valanga di banchi con filo bianco-rosso limitati, sedie messe a distanza, preoccupazione del celebrante di mantenersi lontani e di non sfiorarsi minimamente. Insomma, io capisco la sicurezza, sono un medico e quindi predico il distanziamento per la sicurezza di tutti. Però non si può nemmeno rendere così triste una cerimonia come quella religiosa che, benché intima, deve essere una gioia per una persona. È uscito amareggiato venerdì scorso il sindaco e, come suo stile, ha pensato subito ad una soluzione. Così la prima domenica, dove è prevista molta gente, a Santa Lucia di Piave la Santa Messa sarà celebrata all'ex Filanda. Diamo la possibilità di avere un luogo dove le distanze possono essere facilmente rispettate anche in presenza di tanta gente. Noi abbiamo condisceso volentieri, anzi dico che se ci sono anche delle limitazioni che qualche burocrate ministeriale romano dice che magari più di X persone non possono stare, qui possono stare in sicurezza 600 persone, che vengano tutte anche da fuori paese. Sedie già posizionate, panchine per gestire i flussi e altare seppur spartano già pronto danno il senso della praticità tra l'idea e la sua realizzazione pratica. È una necessità che la popolazione mi ha anche manifestato e che c'è, al di là di come uno la pensi dal punto di vista religioso e di qualsiasi cosa. Quindi c'è la necessità di poter ritrovarsi e recitare una Santa Messa in una festività di ricorrenza importante come la Pentecoste. Appuntamento quindi in Filanda per il 31 maggio dalle 8 del mattino per una soluzione che sottolinea come anche per le funzioni religiose ci sia bisogno di grandi spazi. Ecco allora che già da questa domenica a Treviso, per esempio, nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice la messa non sarà celebrata in chiesa votiva, ma dalle 10:30 nel vicino campo sportivo dell'Aurora. Possibilità avallate dalle curie di Treviso e Vittorio Veneto, che sicuramente saranno ad esempio per molte altre parrocchie e, come per Santa Lucia, per molte altre domeniche, quantomeno finché durerà la fase 2. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove lo vediamo velocemente, il contagio da coronavirus è 0 secondo il bollettino, il secondo bollettino di giornata di Regione Veneto con azienda 0. I casi attualmente positivi nella provincia dolomitica sono 203, 0 anche i decessi nelle strutture ospedaliere e territoriali. Quindi continua il trend di diminuzione in provincia di Belluno, dove irrompe
prosegue la cronaca con la squadra mobile di Belluno che ha individuato la banda che lo scorso novembre si rese responsabile del reato di rapina impropria in un'abitazione nel quartiere di Cavarzano. Il GIP Scolozzi ha emesso la misura dell'obbligo di dimora nei confronti di un trentenne residente in Piemonte. Ha 30 anni ed è di origine albanese come altri 3 connazionali che assieme a lui sono ritenuti gli autori della rapina impropria in un'abitazione nel quartiere di Cavarzano lo scorso novembre. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Belluno ha emesso un'ordinanza cautelare che dispone l'obbligo di dimora nel comune di Alessandria che la polizia gli ha notificato mercoledì scorso. Questo soggetto, grazie alle risultanze investigative della squadra mobile, che poi sono state sposate dalla Procura della Repubblica di Belluno, è stato destinatario di questo provvedimento. Un camper come base logistica nel parcheggio di Lambioio e una Fiat Bravo per muoversi in città. I 2 veicoli utilizzati dalla banda sono stati individuati dagli uomini della squadra mobile che hanno passato al setaccio le immagini di tutti i transiti a Belluno nei giorni precedenti e successivi la rapina. Intestataria di entrambi i mezzi una donna residente ad Alessandria, moglie del trentenne, che risulta avere all'attivo precedenti per furti e stupefacenti. Lui assieme ad altri connazionali si è recato nel nostro capoluogo. Avevano come base d'appoggio un camper che avevano lasciato qui. A dicembre scattano le perquisizioni nei confronti dell'uomo e degli altri 3 suoi connazionali. Nella sua abitazione viene ritrovato un iPhone che lo inchioda. È dall'esame dei tabulati che la squadra mobile ricostruisce gli spostamenti del trentenne fino al 16 novembre, quando una cella telefonica lo colloca a Cavarzano, nelle vicinanze della casa in cui si consuma la rapina impropria. Quella sera, rientrando a casa, il proprietario si ritrovò faccia a faccia con 4 malviventi che erano riusciti ad entrare forzando una finestra. Sorpresi nel bel mezzo dell'intrusione, per guadagnare la via d'uscita con un bottino di poco più di 100 euro, contanti e una catenina in argento, i 4 travolsero violentemente l'uomo spingendolo a terra, riuscendo a dileguarsi in men che non si dica. Che la banda fosse dedita ad attività predatoria lo confermano pure i dati dell'Interpol. Lo scorso 5 gennaio la polizia spagnola ha arrestato uno dei componenti della banda responsabile della rapina a Cavarzano e indagato in stato di libertà lo stesso trentenne destinatario della misura cautelare emessa dal GIP di Belluno. I 2, al momento dell'identificazione, si trovavano a bordo della stessa Fiat Bravo utilizzata per gli spostamenti in città. Il Consiglio Comunale di Ponte nelle Alpi ha approvato il bilancio consuntivo che libera risorse per circa 800.000 euro che verranno destinate al sostegno post-emergenza Covid alle famiglie e alle categorie produttive del territorio. Un bilancio solido con robusti accantonamenti per circa 800.000 euro destinati al territorio nel post-emergenza Covid-19. Il Consiglio Comunale di Ponte nelle Alpi ha approvato il consuntivo che libera immediatamente 152.000 euro di spesa corrente. Spesa corrente destinata al sostegno in particolare degli utenti della Fondazione Casa del Sole, Casa di Riposo, importante sostegno che arriva tutti gli anni alle nostre famiglie che hanno necessità di usufruire di questi servizi. E poi le opere, dai lavori per il rifacimento dei marciapiedi di Cadola all'abbattimento delle barriere architettoniche paiane, a quelli per la piattaforma sportiva di Quantin e gli asfalti nelle frazioni. Importanti in questo periodo anche le iniziative messe in campo per l'emergenza, iniziative che sono state molto valide e corpose sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista di assistenza delle famiglie, degli studenti. In particolare sono stati erogati 43.000 euro derivanti dal Fondo Statale per il Reddito d'Emergenza, tramutati in buoni spesa che hanno soddisfatto 130 domande. Da ultimo il sostegno ai titolari dei locali pubblici che, grazie ad una procedura semplificata, possono richiedere l'ampliamento dei propri plateatici. Sono allo studio anche però delle attività ulteriori da mettere in campo sia a livello di distretto del commercio sia a livello di associazioni di categoria. Adesso c'è la nostra rubrica Bimbi in TV. Bravi! Diego, come fa il gatto? Come fa la mucca?
Ma vuoi che ti compro un gatto? No! È l'alfabeto. A è l'anacroccolo che non sa volare. B è una banana pronta da sbucciare. Mi rimane ultima trattante, forse quella più importante. Z come zucchero per il bambino mio. Zucchero è il bene che ti voglio io. Ciao! È finita poco fa, lo mostriamo attraverso il canale Facebook del sindaco, la corsa del primo cittadino di Treviso, Mario Conte. Si trattava di una corsa solidale attraverso le strade di Marca, sulle strade di Marca. Questa è la foto ovviamente ironica, vorrei rassicurare tutti i concittadini. Queste alcune appunto immagini della corsa che si è svolta appunto oggi a sostegno delle famiglie in difficoltà e dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. È davvero tutto per questa edizione con le notizie da Treviso e Belluno. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Vi ringrazio per l'attenzione. Torneremo in diretta straordinaria dopo il meteo. Adesso appunto le previsioni del tempo. Buona serata. Bentrovati al meteo. Bel tempo sul nostro territorio, situazione che domenica 24 maggio andrà migliorando rispetto alle scorse ore. Vediamo nel dettaglio. Sul Veneto al mattino saranno possibili dei residui locali piovaschi, specie sulle pianure meridionali della nostra regione e sui settori alpini. A seguire sarà invece ampiamente soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 26 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, con inizialmente isolati acquazzoni e con maggiore presenza di sole poi. Temperature minime fino a 15 gradi, massime tra i 24 e i 25 all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige. Al mattino cielo a tratti nuvoloso anche con occasionali rovesci, andrà meglio col passare delle ore con più sole. Temperature minime sui 12 gradi, massime invece fino a 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.